Lo screening di massa col molecolare non si può fare perché al massimo se ne facevano 23.000 al giorno e ci volevano risultati per giorni e giorni. Anche su questo, mi permetta una cosa, anche su questa è una balla, perché si sarebbe potuto fare, perché io a maggio e a giugno avevo detto alla regione che bisognava Comprare. attrezzarsi per aumentare la capacità di fare molecolari. Le ricordo che in regione lo stesso Ricoli, che è il campione dei test rapidi, aveva detto che il virus era diventato buono, che non esisteva più nessun problema, perché la narrativa è questa, signori. A maggio-giugno gli esperti della regione hanno detto che il problema era finito e quindi non valeva la pena investire, perché è evidente, se era questa la narrativa è chiaro perché dobbiamo investire, dobbiamo spendere decine di milioni per questa cosa. Il risultato qual è? Che abbiamo speso 150 milioni in pezzetti di plastica di cui non rimane niente. Lei ha capito perché Zaia si è arrabbiato per quella lettera in cui fondamentalmente dopo settimane di dibattito si dice no, ma guardate che non c'è nessuna denuncia o esposto nei confronti di Crisanti? L'ha capito Ma guarda, perché si è ma arrabbiato? certo, ma lo dice lui stesso perché si è Perché lei si arrabbiato. doveva schiantare. No, lui dice perfettamente dopo, perché ci sono altri pezzi della conversazione in cui lui dice chiaramente quella lettera era scritta in modo tale che apparisse come una denuncia. Se va in dibattimento, rimane la lettera che tu hai scritto che non è una denuncia, bensì un esposto. E siccome per diffamazione si procede per querela, di fatto, dice a Toniolo, tu gli hai fatto un piacere dal punto di vista giuridico senza precedenti. E qua, tutto qui. Lui voleva la denuncia, tant'è vero che ne hanno presentate due. Alla fine chi si schianterà secondo lei? Ma guardi, le rispondo come dicono gli inglesi, vince l'ultimo che rimane in piedi.